Io ho messo fuori le bandiere e non vado in montagna a fare i weekend come al solito, proprio per vedere la sfilata. Già parteciperà? Senza dubbio. Sono alpino anch'io. Da venerdì a domenica sono qui. Per me è una cosa proprio sentita, nel senso che è il ricordo di tutto quello che i nostri vecchi hanno dato e mi sembrava giusto ricordare. Significa portare allegria e ricordare anche, no, i tempi purtroppo bui della nostra storia. Tutti quanti abbiamo le bandiere fuori ormai. Sì, quest'anno è in pianta stabile la bandiera fuori. Tricolori alle finestre, sulle vetrine, nelle strade, Vittorio Veneto si prepara ad accogliere le penne nere che dai prossimi giorni invaderanno la città per il raduno triveneto degli alpini nel centenario della fine della Grande Guerra. Macchina organizzativa a pieno regime per mettere a frutto 18 mesi di lavoro. Il via ufficiale venerdì alle 10 con la cerimonia dell'alzabandiera in Piazza del Popolo. Poi c'è un programma di 3 giorni molto nutrito che poggia sui valori alpini, sulle tradizioni nostre, quindi cultura, rievocazione, storia, memoria. Per la sfilata di domenica attese 25.000 penne nere, forse addirittura 30.000. Grande attesa soprattutto tra i più piccoli per la presenza dell'ormai mitico Iroso, il mulo con le stellette, icona del reparto Salmerie, ben 39 anni che corrispondono a 118 se rapportati alla vita dell'essere umano. Noi ci stiamo adoperando e lo curiamo al meglio possibile. Noi speriamo che Iroso possa essere qua con noi sabato mattina, giorno 16, per essere un punto di riferimento in quanto appunto è l'icona del binomio mulo alpino.